Sul tavolo, carte scoperte, un dossier per capire perché i conti non tornano. Primo incontro oggi a Roma tra il concessionario, il Ministero delle Infrastrutture, la Regione e la Cassa Depositi e Prestiti per fare il punto sulla Pedemontana. Era stato il commissario a sollecitare il governo a convocare l'incontro a Mestre per oggi, un incontro poi spostato a Roma. Ad essere analizzata la situazione finanziaria e nelle mani dei partecipanti al tavolo è finito un ampio rendiconto. I presenti parlano di un clima positivo, ma la riunione è stata aggiornata a breve. Ministero, Cassa e Regione devono quindi a questo punto verificare come procedere. Sul piatto c'è anche il nodo più volte messo in discussione dei flussi. Il traffico considerato alla stipula prevedeva 23.000 veicoli al giorno, pena l'esposizione da parte dello Stato fino a 30 milioni di euro all'anno per 15 anni. Intanto oggi a Mestre è andata in scena la protesta della carta igienica, gli attivisti hanno puntato il dito contro le dichiarazioni degli industriali che avevano etichettato l'opera pedemontana come indispensabile. Ci riesce qualcosa qua, che disastri che fa. I primi che la stanno pagando sono gli espropriati, soprattutto non accettiamo di essere strumentalizzati da nessuno, sono ormai 10 anni che ci battiamo raccontando queste cose, siamo stufi di essere presi in giro. Il governo e il governatore Zaia non hanno voluto, non hanno accettato, non hanno voluto presenziare qui a Veneto Strade oggi, la riunione doveva essere prevista qui, invece si sono spostati a Roma perché probabilmente temevano il confronto con i cittadini che invece sostengono delle tesi chiare e sicuramente risolutive del problema pedemontana da anni. Nel mirino dei manifestanti il costo dell'opera lievitato da 1 miliardo e 850 milioni a 2 miliardi e 250 milioni di euro. La richiesta di un tavolo trasparente, la modifica del tracciato sono le richieste fatte dai manifestanti.